La nostra vittoria più grande è stata quella di vedere oggi in campo i nostri bambini del Policlinico che per un paio di ore hanno dimenticato le loro sofferenze, regalando così un sorriso anche ai loro genitori, un sorriso a loro stessi e un sorriso anche a tutti noi. Io posso solamente dirti che ogni anno ci impegneremo per andare a migliorare ancora di più questo evento. Allora, siamo insieme alla professoressa Russo e al dottore Lolito. Il nostro obiettivo va al di là dei soldi, insomma alla fine cerchiamo di far passare una giornata speciale a tutti i bambini, insomma, che hanno sofferto, ma a quelli che magari stanno soffrendo ancora, gli stessi genitori che durante l'anno insomma vivono in maniera pesante le giornate, e cerchiamo di fare questo evento per farli star bene, ecco, per un giorno farli riposare mentalmente, tra virgolette, e cercare di renderli felici. Quest'anno abbiamo scelto lo stadio Cipoli perché per Catania è il simbolo dello sport, del calcio pulito in questo caso, per cui cerchiamo di crescere anno dopo anno per arrivare a degli obiettivi sempre maggiori, comunque all'obiettivo finale che è curare il più possibile la battaglia che questi guerrieri vivono ogni giorno, per cui noi che siamo persone che stiamo bene dobbiamo capire e cercare di aiutare il più possibile. Siamo, come ripetuto da tanti tuoi colleghi, dei veicoli, dei tramiti per sensibilizzare la gente. Essere qui è un orgoglio, per noi è doveroso, speriamo di aver dato il nostro piccolo contributo come sempre. Ripeto, essere qui per me è un onore, è doveroso dare una mano anche in piccola parte a chi soffre, chi ha bisogno del nostro aiuto e sostegno. Una bellissima manifestazione, i bimbi si stanno divertendo e alla fine sono loro quelli che hanno vinto, i bimbi che sono qui perché hanno vinto una bella battaglia, quella con la vita, e questa è la cosa più importante. E c'è il vantaggio della Polizia di Stato.